Sesta corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sulla distanza del doppio chilometro. Sono in 10, 1 Cesare AMG, 2 Celebrity Horse, 3 Cracopi, 4 Corleone Fi, 5 Cesar Jet, 6 Centauro Pel, seconda linea 7 Chanel Trio, 8 Cresus di Poggio, 9 Ciclone dei 20, 10 Quantro. Macchina che accelera e stacca partiti. La lotta per il comando vede Cracopi assumere l'iniziativa nei confronti del compagno di training Cesare MG, mentre all'esterno rimane Corleone Fi, che poi si deve adeguare in terza posizione alla corda. Ha sbagliato Cesar numero Jet 5 Cesar Jet e viene squalificato. Sulla curva vediamo c'è anche un altro errore più indietro, dovrebbe essere forse numero 7 Chanel Trio squalificato. Sì, numero 7 Chanel Trio che ha sbagliato, mentre al comando intanto i due in training da Lorenzo Baldi, Crack OP e Cesare AMG, continuano a scandire i ritmi di corsa. In terza posizione si è accodato Corleone Fi, mentre per corsie esterne cerca di farsi luce Cresus di Poggio. Se ne vanno intanto in 47,600 con andatura molto tranquilla imposta da Cracopi al comando. In seconda posizione sempre Cesare AMG, all'esterno si impegna Cresus di Poggio lungo la corda. In terza posizione rimane Corleone Fi. Intanto se ne sono andati altri 400 metri tranquilli in 32,3 e si arriva così al completamento del chilometro con 1,18,6 per i primi 1000 metri. All'esterno intanto c'è anche il Ciclone dei 20 che si trascina. Quantro chiude il gruppo. Centauro Pel intanto un parziale in 14,5 davanti alle tribune, ritmo che ora è accelerato da parte di Cracopi. All'esterno è sempre Cresus di Poggio che si impegna. Alla corda Cesare MG, al largo Ciclone dei 20, 600 alla conclusione con ritmo decisamente cambiato, ora un altro 14,6, ma rimane lì Cresus di Poggio all'esterno di Cracopi che ha in schiena Cesare AMG, 450 alla conclusione e ancora un parziale svelto in 14,3. Cresus di Poggio insiste all'esterno di Cracopi, alla corda Cesare AMG, gli altri invece faticano a seguire l'andatura dei primi tre e cerca di staccare Cracopi, ma Cresus è sempre vicino e Cesare AMG è in scia. Ultimi 150 metri di gara in retta d'arrivo con Cracopi in vantaggio, Cesare AMG in seconda posizione, all'esterno ancora Cresus di Poggio. Finale con Cracopi che vince molto nettamente, secondo posto per Cesare AMG, al terzo un generosissimo Cresus di Poggio, 1,15,7 sul doppio chilometro. Maurizio Cheli che interpreta al comando l'allievo di Lorenzo Baldi, Cracopi, ed è M-Plane per il trainer bolognese Lorenzo Baldi, che al primo posto porta Cracopi, al secondo Cesare AMG. Maurizio Cheli invece in sediolo al vincitore per la signora Olga Esperanza Torres. Crack OP, Maurizio Cheli, Lorenzo Baldi.